tutte le piaghe del crack BPV. Una maledizione che ricade sulle tasche di tutti i cittadini, di tutti i contribuenti. Il governo ha mobilitato 17 miliardi di euro di soldi pubblici, mentre i comuni adesso dovranno affrontare l'ondata dei nuovi poveri, gli azzerati, i risparmiatori che hanno perso tutto. Chi li sosterrà ora che non hanno più niente? I sindaci in modo unanime hanno detto: noi che sentiamo i problemi del territorio e le povertà che stanno venendo anche fuori dal territorio per effetto di questo ciclone negativo della Banca Popolare di Vicenza, occorre che lo Stato metta delle norme, emetta delle norme atte ad assicurare un fondo di garanzia, insomma a sostegno degli ex azionisti dimenticati dal decreto. I sindaci del Vicentino lanciano un SOS al governo e al Parlamento. Serve un fondo pubblico per sostenere gli azionisti danneggiati e per la salvaguardia del sistema economico e produttivo è necessario garantire i finanziamenti concessi. Le aziende che avevano attivato fidi diversi, uno con Popolare di Vicenza, uno con Veneto Banca e un altro con Intesa San Paolo, oggi si trovano improvvisamente ad avere a che fare con un solo grande istituto di credito. Sommati i tre fidi, molte aziende, sforati i limiti imposti dalle regole bancarie, potrebbero vedersi tagliati gli affidamenti, un pericolo che metterebbe a rischio i posti di lavoro e la stabilità già sofferente del sistema economico del Nord-Est, fondato sulle piccole e medie imprese. La rivoluzione più devastante è la rivoluzione della conoscenza, del sapere le cose. Noi partiremo da subito con una grande campagna di sensibilizzazione e di informazione con dei seminari perché la gente sappia realmente cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo? È questo che le aziende vogliono e devono capire per evitare di essere trascinate, con un tragico effetto domino, in una crisi che è figlia del crack delle banche venete. Apindustria, con le sue 2000 aziende venete, e l'associazione Zellino Terzo da Onara, che si batte per i risparmiatori azzerati delle popolari, a Venezia stringono un'alleanza. Il credito non può essere una minaccia, ma deve sostenere l'economia. Così oggi, come vi avevamo annunciato per primi, nasce una task force di specialisti che potranno dare una consulenza a tutte quelle aziende che vogliono essere protette a livello fiscale, produttivo e commerciale. Creare una task force di associazioni, imprese che contrastino quello che potrebbe succedere.